A tutti voi buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Elettroshock. Una puntata un po' particolare, quella di questa sera, durante la quale parleremo in qualche maniera di noi come Telefriuli e in particolare di una trasmissione, Messede che si tace, che ci dà però l'occasione di parlare anche del territorio e di un patrimonio importante di questo territorio, l'enogastronomia. Questa sera parliamo di Messede che si tace, una trasmissione che ha debuttato in quest'ultima stagione nel nostro palinsesto, riscontrando particolare gradimento tra il pubblico. Una trasmissione che è condotta da Tiziana Bellini, che abbiamo qui questa sera in studio. Buonasera Tiziana. Buonasera a voi, buonasera, benvenuti a tutti i telespettatori. Allora Tiziana, questa trasmissione Messede che si tace è nata dopo un primo contatto, dopo un confronto, ci abbiamo creduto tutti quanti e siamo partiti velocemente. Oggi perché parliamo di questa trasmissione? Perché questa trasmissione è diventata anche un libro che andiamo appunto questa sera a presentare, perché proprio da oggi è disponibile nelle edicole che aderiscono a questa iniziativa, così come nei punti vendita Despar del territorio. E approfitto allora subito per ringraziare della sua presenza e salutare Fabrizio Cicero, grazie per essere con noi, direttore regionale per il Friuli Venezia Giulia di Despar. Grazie davvero per la presenza e grazie naturalmente per aver deciso di essere parte di questo progetto, di questa iniziativa. Allora Tiziana, facciamo un attimo un passetto indietro, poi vado naturalmente a presentarvi anche gli altri ospiti. Dicevamo, a un certo punto ci siamo interrogati sull'opportunità, sulla possibilità di realizzare qui a Telefriuli una trasmissione di cucina. E la prima riflessione è stata sì, però di trasmissioni dedicate alla cucina ce n'è davvero tante, ce n'è tantissime, qualcuno addirittura ha detto forse troppe. Sì, certo, ma qui siamo in un territorio unico, con una cucina unica, come unica è questa terra, e lo vogliamo fare in maniera unica, appunto, raccontando, valorizzando la cucina del territorio, i prodotti del territorio e le ricette del territorio. È nato tutto da qui. Proprio così. È nato da parte mia quasi per caso, perché ero presente sui social con delle ricette durante il lockdown e le persone, quando pubblicavo le ricette friulane, proprio andavano in visibilio perché mancava un po' la videoricetta friulana in televisione. Quindi ho mandato un'email ad Alessandra, Alessandra ha risposto velocemente tra l'altro e siamo riuscite subito a partire con questo progetto. Il progetto chiaramente è nato in cucina, in una cucina casalinga tipica friulana e via via è cresciuto. Da subito i telespettatori hanno cominciato a chiedere le ricette, a chiedere un libro e quindi ci siamo attivati anche lì piuttosto velocemente con tutti i mezzi che avevamo a disposizione per creare un libro che fosse per tutti, che fosse legato al territorio, che narrasse il nostro Friuli dal mare fino ai monti, passando per le pianure, le colline e per tutti i sapori e i profumi di questa regione. Avete visto peraltro alcuni momenti insomma, della trasmissione quando Tiziana è ai fornelli, una trasmissione che peraltro abbiamo deciso di collocare, questa è stata una sfida, nella sfida il sabato sera. Tiziana appunto da questa cucina tipica friulana ci dà delle indicazioni molto chiare, molto semplici per poter eseguire, poter portare sulle nostre tavole queste ricette del territorio. Ce l'avamo dati un altro obiettivo: facciamo in modo tale che queste ricette siano alla portata di tutti, non perché siano semplici, banali, anzi tutt'altro, ma sono ricette che davvero con le indicazioni che ci ha dato Tiziana davvero possono essere provate, testate da tutti. E appunto adesso c'è anche un libro che raccoglie alcune di queste ricette, vedrete insomma un po' anche le fotografie questa sera, vi prendiamo un po' per la gola. Come vi dicevo, a partire da oggi potete trovare questo libro nelle edicole del territorio, in particolare quelle che hanno aderito all'iniziativa, la libreria Friuli di Via dei Rizzani, stiamo parlando della città di Udine, la
libreria Feltrinelli, la libreria Moderna Udinese, la libreria Tarantola e la libreria Gaspari Einaudi. E a tal proposito abbiamo proprio qui in studio con noi Marco Gaspari, grazie per essere con noi proprio della libreria in questione. Buonasera. Le chiedo subito una cosa, abbiamo detto sono tante le trasmissioni dedicate alla cucina in televisione, sono tanti poi anche i libri, spesso tratti appunto dalle trasmissioni di cucina che arrivano nelle librerie. C'è interesse per questo settore in televisione, lo sappiamo tantissimo, nelle librerie? Anche nelle librerie lo spazio legato ai libri di cucina e enogastronomia sono molto ampli, perché appunto c'è una grande richiesta, e credo che questo libro vada a colmare una piccola lacuna nel panorama, perché in realtà di libri di cucina friulana ce ne sono ben pochi. Credo che sia anche interessante l'operazione, perché dimostra la lungimiranza dei partner che sono stati in qualche modo interessati a questa iniziativa, proprio perché al di là dell'aspetto visivo di una ricetta è fondamentale che questa poi sia letta, e la lettura della stessa, il possedere poi il libro, ritengo che sia molto comodo per la messa in pratica da parte dei neofiti o di tutti quelli che amano cucinare di questa ricetta, che appunto parla del nostro territorio. Il tema del titolo, che è in friulano, di ogni ricetta, dimostra appunto questo attaccamento del libro al nostro territorio e all'importanza che dal territorio proviene nella cucina e nei vini che sa produrre. Quando abbiamo iniziato a parlare del libro, tra le prime considerazioni fatte, Tiziana, c'era quella che appunto questo libro poi l'obiettivo è che sia nelle nostre cucine, che anche il formato si presti ad una consultazione in cucina dove possiamo aprire questo libro, tenerlo lì sui nostri pianali e poter poi eseguire la ricetta. Sì. Vado da Fabrizio Cicero proprio per parlare, come si diceva prima, di questa sinergia alla quale si è data vita nel territorio. Il punto di partenza è proprio la valorizzazione di quelle che sono le peculiarità del territorio. Parlare di cucina poi significa parlare di gastronomia, di enogastronomia, significa parlare di cultura, di tradizioni. Ecco, voi avete aderito come azienda a questa iniziativa partendo dal presupposto che anche nel vostro caso l'attenzione al territorio è fondamentale. Sì, per noi è stato l'invito, quando ci hanno raccontato il progetto l'abbiamo accolto subito con entusiasmo, perché un libro così ancora non c'era, conoscevamo, molti di noi vedevano la trasmissione, e quindi quando abbiamo capito che c'era la possibilità di avere un libro di cucina, come diceva lei, nuovo e comunque che parli in friulano, quindi parli del territorio, la vicinanza nostra verso il territorio è talmente forte che abbiamo detto sì, vogliamo assolutamente esserci e vogliamo mettere a disposizione i nostri punti vendita per poter divulgare, per poter far sì che molti consumatori possano trovarlo e possano acquistarlo. La vicinanza del territorio per noi è fondamentale. Noi da sempre siamo un'azienda del territorio, siamo presenti in Friuli Venezia Giulia da oltre 60 anni e per noi il territorio è assolutamente fondamentale. Il prodotto del territorio, le ricette del territorio, all'interno dei nostri punti vendita c'è un'attenzione veramente maniacale per quanto riguarda i prodotti del territorio. Quindi le ricette del libro potranno essere fatte acquistando tutti i prodotti appunto della ricetta all'interno dei nostri punti vendita, e sono certo che questa sinergia porterà un vantaggio a tutti quanti, perché avremo una bella visibilità e il libro verrà conosciuto, ma anche noi verremo conosciuti per l'azienda che ha divulgato un libro che sarà di grande successo. Naturalmente incrociamo tutti le dita perché sia così. Certo è vero anche quanto si diceva, a fronte appunto di queste ricette e naturalmente anche dell'elenco degli ingredienti che insomma abbiamo immaginato come rigorosamente del territorio, è bello che nello stesso punto vendita dove possiamo acquistare il libro possiamo poi fare una sorta di lista della spesa.
quindi decidere lì per lì che cosa preparare, in che cosa cimentarsi e anche prendere i prodotti che ci servono per realizzare queste ricette. Allora noi che abbiamo avuto in qualche maniera un po' anche il privilegio di testarle prima degli altri, insomma vi possiamo dire che davvero i passaggi sono spiegati in maniera chiara, gli ingredienti li potete trovare facilmente a disposizione e c'è davvero la possibilità di divertirsi in cucina e di fare bella figura, magari anche tentando per la prima volta di realizzare con le proprie mani alcune ricette del territorio che magari siamo abituati ad assaggiare, insomma preparate da altri, ma che possiamo avere la soddisfazione di preparare nelle nostre cucine. Ricette del territorio, dicevamo prodotti del territorio, ma qui parliamo più in generale di enogastronomia e un'altra idea alla base di questo libro era quella di abbinare i piatti presentati, proposti, cucinati da Tiziana Bellini, ma poi da chiunque vorrà farlo a casa propria, abbinarli a dei vini naturalmente del territorio. E questo è il motivo per cui abbiamo invitato qui questa sera in studio anche i rappresentanti di alcune aziende del territorio. Intanto ve li presento complessivamente, poi andremo in pubblicità, ma avremo naturalmente anche la possibilità di farci raccontare qualcosa direttamente anche da loro. Allora vado a presentarveli, ringrazio tutti per essere qui con noi: Dario Ermacora della cantina Ermacora, Paolo Valle della cantina Valle, Marco Zorzettic della cantina Alturis, Giuliano Cozzarolo della cantina Cozzarolo e Alessio Zorzettic della cantina Monvierte. Ci fermiamo per la pubblicità, poi andiamo a sentire anche i produttori per capire qual è la loro prospettiva su questa operazione. A tra pochissimo. Di nuovo insieme con Elettroshock, Messede che si tacche, la trasmissione che ha debuttato in questa stagione su Telefriuli è diventata anche un libro che porta naturalmente lo stesso titolo e che propone le ricette preparate in cucina da Tiziana Bellini, video ricette in televisione alle quali adesso appunto si abbina anche questo manuale, lo possiamo definire così, Tiziana? Semplice, sì. L'obiettivo era proprio quello, uno strumento semplice da dare in mano a chiunque voglia cimentarsi in cucina. Mi confermi che sono ricette alla portata di tutti? Sì, sono ricette alla portata di tutti e possono servire anche a sfatare qualche mito di piatto difficilissimo, chissà come si fa, invece si fa. Seguite veramente così come c'è scritto e veramente riusciranno tutti i piatti. Allora, tutti in Friuli conoscono il frico, tutti lo mangiano, però magari pochissimi lo preparano in casa propria, pensando magari che sia una preparazione particolarmente difficile, è così? È così, e infatti tanti mi hanno scritto: ah, il frico pensavo fosse una frittata. Io ho sentito una pugnalata al cuore in quel momento, chiaramente. Il frico, non esiste il frico unico e solo. Io ho voluto fare una ricetta base, una ricetta conosciuta dai più, perché come c'è scritto e troverete scritto nel libro, il frico ha delle variabili, ma non vi voglio togliere la sorpresa, e ho messo proprio gli ingredienti, come posso dire, così riesce di sicuro e poi è aperto a tutte le variabili. Assolutamente. Si diceva si faceva un'altra considerazione. Parlare di cucina significa parlare di un territorio, della sua cultura, delle sue tradizioni. In questo libro ci sono anche dei cenni da questo punto di vista, perché magari alcune ricette che conosciamo, che siamo abituati a vedere nelle nostre tavole, nascono da storie che magari ci sfuggono. Ci sono alcuni aneddoti che peraltro racconti anche nel corso della trasmissione, che in parte ritornano poi anche nel libro. Sì, il Friuli ci offre la possibilità di arrivare alla cucina tramite le leggende, tramite gli esseri mitici leggendari della nostra regione, dei racconti dei nonni, e ci permette di arrivare anche dalla tavola verso le leggende e i racconti dei nonni. Quindi nel libro ci sono proprio dei cenni che legano la tavola alle nostre tradizioni più intime, più di famiglia. Insomma, un libro da sfogliare anche per questo motivo. Dicevamo degli abbinamenti con i vini del territorio. Allora vado a sentire direttamente i produttori che ci hanno raggiunto qui in studio. Partirei subito da
da Dario Ermacora. Abbiamo più volte parlato di un territorio da valorizzare, di un territorio che ha un importante patrimonio qual è quello dell'enogastronomia, ed è bello immaginare i prodotti del territorio, dal cibo fino al vino, che insieme si valorizzano reciprocamente e soprattutto colpiscono al cuore sicuramente chi vive in questo territorio, ma anche chi da fuori viene per poter gustare questi prodotti. Beh, indubbiamente non c'è cibo senza un abbinamento adeguato, no? Senza nulla togliere alla cucina, che indubbiamente è una parte importante, e quindi anche noi abbiamo una grossa responsabilità in questo. E in una regione come la nostra, che va dalla foresta del Trevigiano fino alla laguna di Marano, abbiamo una proposta gastronomica che è immensa. Ed è una fortuna per i visitatori di questa regione riuscire in un ambito così piccolo a trovare una diversità di questo tipo. E anche noi con i vini, insomma, ce la caviamo abbastanza bene, con gli autoctoni, con gli internazionali. Credo che la proposta non manchi neanche in fatto di vino. E l'abbinamento, la sinergia fra le due realtà io credo che sia determinante e strategica, ma importante soprattutto anche per l'aspetto turistico oltre che quello economico. E quindi ben venga una proposta, un'iniziativa di questo tipo, dove noi deve trovarci per forza disponibili a sostenere, a dare una mano e a collaborare. Ecco, forse questo fino a qualche anno fa non succedeva, ma oggi le cantine sono meta turistica. C'è chi da fuori viene apposta per visitare le cantine. Che cosa raccontate di questo territorio alle persone che entrano nelle vostre cantine? Beh, è cambiato credo negli ultimi anni, no? Qualche anno fa si mostrava la cantina, quindi un po' anche la tecnologia se vogliamo, senza voler banalizzare. Oggi si mostra il territorio, si mostra il modo con cui coltiviamo, la sostenibilità, la tracciabilità, tutti questi aspetti che sono una garanzia per il consumatore, sono il vero valore di una regione e di una terra come la nostra, ma in genere insomma. Quindi questo quello che cerca, oltre all'assaggio, alla degustazione, che è una cosa conseguente, anche scontata per certi aspetti, però l'aspetto territoriale è sempre più importante. Vado da Alessio Zorzettic della cantina Monvierta, ripartendo proprio da questo concetto. C'è sicuramente la qualità del vino che lascia il segno, c'è l'etichetta, ma dietro quell'etichetta c'è appunto un territorio, ed è importante e fondamentale che quel territorio venga raccontato da chi come voi lo vive e ci lavora. Beh, il vino in prima cosa per noi produttori è territorio, quindi quello che produciamo, quello che noi facciamo, il nostro lavoro è la traduzione del nostro territorio all'interno della nostra cantina, che poi ogni produttore può avere la sua piccola accortezza, il suo piccolo dettaglio, il suo modo di lavorare, ma quello che senz'altro viene comunicato con i nostri prodotti è il territorio, ed è la prima cosa, la cosa più importante. E, come diceva Dario prima, sulle visite della cantina è una cosa che si fanno sempre di più e stanno crescendo, c'è sempre più richiesta. La comunicazione del territorio è tutta una cosa intrinseca all'interno della visita, sulla degustazione che può esserci prima o dopo la visita della cantina, ed è una cosa che sta crescendo e sicuramente crescerà sempre di più. Vi chiedono indicazioni su possibili abbinamenti o magari condividono con voi i loro gusti e chiedono dei suggerimenti? Beh, il mondo del vino, essendo comunque è un mondo dove nasce per gli abbinamenti, quindi soprattutto come lo conosciamo noi friulani, dove il vino non è una bevanda ma è un qualcosa da portare a tavola e abbinare ad un piatto. Qualsiasi, tantissimi clienti o amici che mi chiamano, mi chiedono: ma ho questo piatto, questa ricetta, qual è la cosa, qual è il vino che posso abbinare a questo piatto? Quindi è l'ABC, è il mondo, è l'enogastronomia in sé che ti porta alla ricerca di questi abbinamenti, ecco.
E a proposito di abbinamenti, in questo libro, nel libro di Messè de Kessitake, proprio ogni ricetta propone un abbinamento con una delle proposte appunto delle aziende che hanno deciso di credere in questo progetto, che hanno lavorato assieme a noi per la realizzazione di questa iniziativa. Torno da Cicero a questo punto, perché abbiamo sentito ripetere più volte una parola importante, che è quella di sinergia, di un territorio che lavora insieme, non si ragiona più a compartimenti stagni, ma le vedute si allargano, si ampliano, si lavora insieme, si tenta di lavorare insieme per un vantaggio di tutti. In questo insomma vi inserite poi anche voi. Sì, noi il rapporto che noi vogliamo avere con i nostri fornitori è un rapporto di collaborazione, quindi non più il fornitore che consegna dei prodotti e noi lo vendiamo, ma un fornitore che collabora, che assieme a noi presenta il prodotto. Abbiamo fatto delle bellissime esperienze con un truck, abbiamo portato nelle piazze di Udine, ma anche delle altre città importanti, il prodotto del territorio assieme ai nostri fornitori. Abbiamo raccontato come degustarlo, come assaggiarlo, come valorizzare il territorio. Noi abbiamo, ormai più di 10 anni fa, abbiamo inventato, creato un marchio che si chiama Sapori del nostro territorio e oggi conta più di 1000 articoli del Friuli Venezia Giulia. Con questo marchio noi li andiamo a raccontare, quindi alcuni mesi facciamo dei volantini specifici per raccontare il territorio e diventa veramente un rapporto di grande collaborazione, di grande forza con i nostri partner del territorio, quindi non è più il rapporto fornitore, grande distribuzione, ma è proprio una sinergia, una collaborazione che può portare solamente a un risultato eccellente. Oggi il consumatore entra a fare la spesa, ha bisogno di una storia, ha bisogno di fare la spesa, però non la spesa fredda per mangiare, ma la spesa per comprare qualcosa che faccia parte della storia, e tutto questo noi cerchiamo di raccontarlo, di evidenziarlo all'interno dei nostri punti vendita, e questo è un esempio eccezionale secondo me, come riuscire ad abbinare i vini, i prodotti, le ricette del territorio in una regione come la nostra, che ha veramente 1000 sfaccettature da raccontare. E come abbiamo detto tante volte, è cambiata anche la consapevolezza, no, del consumatore, certo, soprattutto quando si tratta di scegliere che cosa mangiare, che cosa bere naturalmente. Certo. Sempre di più si vuole mangiare bene e bere bene, e quindi l'attenzione alla qualità dei prodotti è importantissimo. Il prodotto a chilometro zero, o comunque il prodotto della regione, è anche un prodotto sostenibile, no? E quindi parliamo di ambiente, parliamo di far crescere un territorio. Noi abbiamo la fortuna di essere un'azienda cresciuta con il territorio. Oggi abbiamo oltre 150 punti vendita in regione, e se siamo riusciti a crescere grazie a questo territorio, e noi riteniamo indispensabile rendere al territorio una parte di quello che ci sta dando il territorio, e lo facciamo cercando di raccontare il nostro territorio, ma lo raccontiamo anche al di fuori dei nostri confini, perché la nostra è un'azienda che lavora su 5 regioni italiane, e raccontiamo il Friuli Venezia Giulia anche nelle altre regioni, perché sempre di più si può collegare anche al mondo del turismo. Il nostro mondo, il turismo da noi è importantissimo, dal mare ai monti possiamo veramente spaziare, allora approfittiamo ogni volta che lo possiamo fare in base ai nostri programmi, ai nostri piani marketing, approfittiamo per raccontare il territorio. Torno da Tiziana, perché a proposito di quella che è la valorizzazione e la promozione anche al di là dei confini regionali, insomma, nel mondo, sparsi nei vari continenti, ci sono tanti friulani, e uno dei legami tra i più forti con la loro terra d'origine, oltre ovviamente ai parenti, insomma agli amici, uno di questi legami è proprio rappresentato dalla cucina, non solo dalla cucina, ma proprio da un sapore che molti friulani dicono di ricordarsi, ma forse un po' troppo vagamente, e quindi anche qui appunto la richiesta di alcune indicazioni pratiche, che fossero la videoricetta appunto, ma perché no anche un libro, per riuscire anche da migliaia di chilometri di distanza a preparare questi piatti che tutti raccontano nel momento in cui assaggiamo, rievocano in noi insomma i ricordi della nostra terra, insomma tutti i ricordi associati magari all'infanzia.
Sì, bravo, perfetto. Io credo che tutti ci ricordiamo il profumo del brodo dell'asilo, per esempio. Ci sono certi momenti in cui, senti che profumo, mi ricorda il minestrone della nonna, il ragù della zia. Ci sono questi momenti qui e li ritroviamo tutti nel libro. Chi ha potuto, insomma, vederlo in anteprima, perché ovviamente l'abbiamo testato per poter portare un prodotto finito che fosse a posto, chi l'ha testato ha detto veramente mi sono ritrovato nella cucina di mia nonna, con il profumo, il calore e i ricordi e le emozioni di quando ero piccola. Ecco, solo una precisazione, avete visto alcune immagini che mostrano appunto Tiziana Bellini all'opera. Quando abbiamo detto dove ambientiamo questa trasmissione, la prima cosa che abbiamo detto non deve essere una cucina finta, deve essere una cucina vera, quella nella quale quotidianamente ognuno di noi, chi più, chi meno naturalmente, lavora, con appunto gli strumenti, no, del lavoro che tutti abbiamo nelle nostre cucine. Questo a ribadire, a sottolineare che l'idea è veramente di una trasmissione, di un prodotto, di un libro che sia per tutti, non qualcosa di lontano, non qualcosa per pochi, ma qualcosa per tutti, e ribadiamolo ancora una volta, con i prodotti del territorio, non solo ricette della tradizione di questo territorio, ma anche i suoi prodotti. Io ho la fortuna di abitare in una posizione piuttosto centrale rispetto al Friuli, non posso dire che abito vicino a San Daniele, ma insomma comunque ho la fortuna di poter arrivare ai prodotti friulani in maniera estremamente comoda, e devo dire che anche un ospite che abbiamo avuto in trasmissione che non è friulano, lui l'ha proprio dichiarato in telecamera: il Friuli è una terra magica, offre tutto, offre tutti i sapori, i gusti, i profumi, ed è una terra che attrae, poco valorizzata ancora purtroppo, ed è proprio un territorio che va amato di più. Dobbiamo amarlo di più. Non solo cucina, ma anche le erbe, i sapori dell'orto. Sì, ci sono delle ricette che ho presentato dove proprio sono uscita di casa, sono andata a raccogliere sclopit, ruscolins, quando c'era il momento, li ho anche congelati perché ovviamente poi dovevo fare una trasmissione, quindi me li sono messi da parte, e abbiamo tutto a portata di mano, abbiamo tutto fuori casa. Ci fermiamo, ancora una pausa per la pubblicità, poi altri racconti su Mesedek e Sitak. E allora dal mangiare al bere il passo è breve. Torniamo dai produttori del territorio, quelli che hanno creduto in questa iniziativa. Vado da Paolo Valle dell'omonima cantina. Ecco, chiedo anche a lei un po' un commento intanto rispetto a questa operazione, per capire anche perché lei personalmente ci ha creduto, ad esempio. Ci ho creduto, diciamo, per un sacco di motivi. Prima di tutto perché, giustamente come dicevate voi, il mondo della cucina, penso a Masterchef, a tante trasmissioni che sono iperconosciute, portano avanti un certo tipo di messaggio. In questo caso, finalmente, devo dire la verità, ho visto prima con piacere il libro, le ricette scritte con, diciamo così, un titolo in friulano, no? E la cosa mi ha stuzzicato assai. Si parla di cucina friulana, si è sempre parlato di cucina povera, cucina che proviene dalla miseria del Friuli, della guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se uno va a sfogliare il libro vede che queste sono signore ricette. Io personalmente, se posso anche raccontare un piccolo aneddoto, visto che abbiamo appena terminato un po' tutti quanti il Vinitaly, certo, no? Io ho avuto qualche, diciamo, curioso cliente, soprattutto orientale, no? Allora, cosa gli abbiamo fatto assaggiare? Abbiamo fatto assaggiare ovviamente i vini del territorio, i vini autoctoni, che sono i vini forse meno conosciuti a livello internazionale, però sono estremamente ricercati, a cui abbiamo abbinato delle cose, diciamo così, veloci, perché non c'è tempo di stare certo abbiamo deciso di puntare sul frico, che è una cosa che per noi è quotidiana, è banale, eccetera, eccetera. Però l'orientale, il cinese, il giapponese di turno, tutto ciò che ad esempio è prodotto a base di formaggio, di latte o cose del genere, non è che sia una cosa così normale. E ho avuto un successo, devo dire, enorme, tant'è che hanno voluto sapere chi era il produttore, come si chiamava questo prodotto qua, ma chi lo produce, ma la cosa più bella poi che è venuta fuori è dov'è il Friuli.
perché spesso e volentieri, ve lo possono anche testimoniare loro, noi siamo sempre costretti a dire siamo quei produttori a nord-est di Venezia, che ovviamente tutti conoscono. E quindi l'abbinamento poi anche che abbiamo fatto con questo prodotto, che è autoctono, e in questo caso o una ribolla gialla o un friulano, fatto anche in un certo modo, sono degli abbinamenti vincenti, indubbiamente, e sono delle cose che sono state molto ma molto apprezzate. Quindi la strada è quella giusta, dico io, e dobbiamo cercare di perseverare il più possibile. Vado da Marco Zorzettic della cantina Alturis, che peraltro vede abbinati 2 prodotti alle nostre ricette. C'è un vino ma c'è anche una birra, giusto? È corretto? Giustissimo. Ecco, allora perché avete creduto in questo progetto? Allora, noi siamo 10 anni che abbiamo creato quello che è il birrificio Giulia, è una birra artigianale fondamentalmente. Adesso come adesso non è più vista una birra di 70, come tante si trovano su quello che è il mercato. Il giorno d'oggi le birre artigianali vengono soprattutto proposte a quello che è la ristorazione. Perciò l'abbinamento è fantastico, proviamo solo a pensare con quello che è una birra di abbinare un dolce, come l'abbiamo fatto con la signora Bellini, ed è una cosa fantastica, una birra che ha questo retrogusto quasi di cacao, di cioccolato, abbinato a quello che è un dolce, ed è un abbinamento perfetto. Qualcosa che non ti aspetti ma che poi funziona al palato, no? Sicuramente sì, sicuramente sì. Ecco, tornando a quanto diceva Valle, no? Questo legame stretto, strettissimo che c'è tra i prodotti dell'enogastronomia e il territorio, no? Che si richiamano continuamente l'un l'altro e che diventano strumento poi di promozione in sinergia appunto del territorio nel suo complesso. Noi tante volte ci dimentichiamo e dovremmo essere orgogliosi del territorio che abbiamo, perché comunque grazie al nostro territorio abbiamo tutti i prodotti per poter realizzare le ricette. Purtroppo all'estero questo è un grande problema per quelli che sono all'estero, che non hanno i prodotti di qualità come li abbiamo noi in Friuli, come del resto anche in tutta Italia sicuramente. Ripeto, il Friuli è sempre più importante per noi, per quello che è l'enogastronomia. Comunque tanta gente arriva da noi in cantina e sicuramente, come diceva Alessio, Dario, il dottor Valle, chiedono gli abbinamenti, perché mi dicono oh, scusa, ma io stasera devo mangiare il pesce, con cosa lo posso abbinare? Con questo, questo e questo. Perciò il connubio perfetto, l'importante tante volte è non andare oltre a quello che è, diciamo, il gusto, diciamo così, perché tante volte si va veramente a spaziare oltre alla possibilità. Allora passiamo il microfono a Giuliano Cozzarolo della cantina Cozzarolo, così sentiamo anche un'altra voce. Abbiamo capito una cosa importantissima, no? Qualora ce ne fosse bisogno, diciamo, è una conferma che in qualche maniera siete ambasciatori del territorio. Quando qualcuno arriva da voi, la vostra capacità di raccontare il territorio diventa fondamentale, non solo come marketing ovviamente, ma proprio per il messaggio che poi lanciate per tutto il territorio. Sì, soprattutto a quelli che vengono da fuori regione, soprattutto gli stranieri. Noi abbiamo, no, noi intendo la nostra zona, abbiamo moltissimi turisti austriaci e anche abbastanza tedeschi. Ti chiedono dei vini, qualcuno ne conosce, molti non li conoscono e molte volte piuttosto che, cioè magari diversamente che chiederti l'abbinamento con un piatto, ti chiedono, vorrei un vino rosso. Allora la prima domanda che gli facciamo, cosa ne fai di questo vino? E cerchiamo di abbinargli un vino sul piatto che loro vogliono fare. Ecco, quindi anche lì ci vuole molta attenzione, c'è insomma la capacità di essere attenti a quelli che sono i gusti, le necessità, ma poi c'è anche la responsabilità, no, di dare delle indicazioni a chi si rivolge a voi. Beh, la responsabilità c'è. Però lo vedi quando il cliente tornerà. Se il cliente tornerà, sarà contento, riprenderà quel vino, oppure ti dirà bene, perfetto, adesso ho un altro piatto e vorrei provare un altro vino, lui si fida di te, l'hai consigliato bene la prima volta. Certo che avendo tanti vini è anche forse facile abbinarne uno a qualunque piatto che ci sia.
E questo è un altro aspetto, e quindi per riallacciarci al nostro libro, al libro di Messer de Kessità, che come vi dicevamo per ogni ricetta è previsto un abbinamento, ci piace l'idea, vero Tiziana, che questa sia l'occasione per conoscere meglio, mettere in pratica le ricette del territorio, sfruttare anche al meglio i prodotti del territorio, valorizzarli grazie a queste ricette della tradizione, e perché no, invitare le persone che sfoglieranno questo libro a conoscere anche le aziende vitivinicole del territorio, che questa sia appunto l'occasione per conoscere meglio questo territorio, andare nelle aziende dove sappiamo arrivano moltissimi da fuori regione, anche dall'estero, però come si diceva prima, magari il fricco può sembrare un piatto banale, ma questo è per noi che ce l'abbiamo a disposizione, che volendo lo possiamo assaggiare anche tutti i giorni. Poi per chi magari lo assaggia la prima volta è un piatto di lusso, insomma spettacolare, che colpisce e lascia il segno. Sì, il fricco anche abbinato con un vino rosso di giusta acidità che sgrassa un pochino il palato ma che esalta appunto la sapidità del formaggio, è veramente un tocco in più, cioè abbinare il vino giusto al piatto aumenta proprio il grado di piacevolezza del menù che stiamo preparando. Allora non sveliamo troppo, perché insomma vogliamo che le persone abbiano il piacere, sfogliando questo libro, anche di conoscere aneddoti legati alla cultura, alle tradizioni del territorio, però c'è una ricetta diciamo particolare, richiestissima, che viene appunto proposta nel libro, rispetto alla quale tu hai raccontato alcuni aneddoti, la storia, come nasce, i Chiarsons. Sì, non potevano mancare assolutamente, perché sono uno dei piatti identificativi della nostra regione, e anche lì fare l'abbinamento vino-Chiarsons è fantastico, perché a seconda del ripieno, a seconda della stagione, se ci si mettono delle erbe oppure la menta, se vogliamo aggiungere del cacao o meno, lì la cantina del Friuli veramente ci mette a disposizione delle cose meravigliose, e possiamo partire dal Chiarson semplice, così da fare in casa durante la settimana, anche con un vino leggero, non so, un friulano semplice, ma aromatizzandolo, abbinandolo magari, adesso non voglio, a un Traminer per esempio, si crea già un abbinamento differente, un menù di livello superiore. Ma anche questo è un piatto alla portata di tutti? Assolutamente sì. Tutte le ragazze che sanno fare i ravioli giapponesi al vapore saranno sicuramente in grado di fare i Chiarsons. Ecco, allora non resta altro da fare se non mettersi alla prova in cucina. Allora torniamo a parlare di librerie, perché abbiamo sentito Marco Gaspari, torno a lui adesso che abbiamo raccontato qualcosa in più insomma di questo libro, ma oltre a questo libro, quello che c'è dietro, no? Questo progetto, abbiamo parlato di sinergia, abbiamo parlato di attenzione per il territorio, abbiamo parlato di una maggiore consapevolezza che c'è in generale nei consumatori, e così anche per i lettori, sono sempre più attenti e magari anche loro approfittano di voi per chiedere informazioni, consigli, suggerimenti. Sì, ascoltando infatti quello che hanno da poco fa detto le aziende produttrici di vino, in realtà la fidelizzazione del lettore è un po' come la fidelizzazione di colui il quale va in cantina a farsi consigliare il vino. Un buon libro solitamente viene scoperto attraverso il dialogo tra lettore e libraio o libraia, che consigliano il proprio libro che hanno letto, di cui hanno delle informazioni ad hoc sul piatto del lettore, nel senso che il gusto di una persona è unico, e il libraio, come appunto il produttore di vini, sa imparare a leggerlo con il dialogo, con la parola. Questa è la cosa fondamentale, il parlare, il confrontarsi, e da lì nascono appunto dei piacevoli incontri che credo che anche nel caso di questo libro saranno dei incontri fortunati, ecco. Ci piace molto questa definizione, un buon libro, credo che sia particolarmente azzeccata visto il tema. Speriamo ovviamente che in questo modo il libro venga accolto nelle case appunto di chi deciderà di avere con sé una copia. Allora ricordiamolo ancora una volta, da oggi questo libro è a disposizione nelle edicole aderenti alle iniziative, a disposizione nei punti vendita Despar che aderiscono, e poi le
5 librerie di Udine, la libreria Friuli, la Feltrinelli, la Moderna Udinese, la Tarantola e appunto Gaspari Einaudi. Abbiamo qui appunto Marco a rappresentarla, che ci sta appunto raccontando e anche anticipando quella che potrebbe essere, no, la reazione dei lettori a questa novità. Noi adesso ci fermiamo, andiamo un attimo in pausa per la pubblicità, poi vi faremo entrare nell'ufficio dei nostri grafici, laddove tanto si è lavorato per dar vita a questo libro. A tra pochissimo. E allora, come anticipato prima della pubblicità, andiamo a conoscere i nostri grafici che hanno lavorato duramente per arrivare alla realizzazione di questo libro, anche con il coordinamento di Eva Novello. E Tiziana, abbiamo dato loro un obiettivo difficile, ce l'hanno fatta. Avevamo un desiderio, che questo libro fosse pronto in tempo per la festa della mamma. Gli abbiamo chiesto questo perché ci sembrava carina l'idea di regalare proprio alle mamme, in occasione della loro festa, un libro di questo tipo. Sì. C'è una frase molto bella che si legge, a me piace molto leggere, per cui ho tante frasi così ricorrenti. Si dice che un libro è cibo per l'anima, questo un pochino di più. Questo un pochino di più. Sì. Allora andiamo nell'ufficio dei nostri grafici. Questo è il libro, adesso vi portiamo nell'ufficio dei nostri grafici, laddove tutto è nato. Entriamo. Eccoli qui al lavoro, eccoli qua. Grazie intanto per ospitarci. Ecco, è qui che è nato allora il libro di Messede che si tacche. Partirei subito da Simone Lentini, perché noi un po' questo libro l'abbiamo visto. La prima domanda sorge spontanea. Lavorare a queste fotografie, a queste ricette, vi ha fatto venire un po' l'acquolina in bocca? L'abbiamo visto e soprattutto mangiato con gli occhi più e più volte. Diciamo che lavorare a un libro di ricette è stata un'impresa alquanto ardua, perché insomma le cornie culinarie qua sono parecchie ed è sempre dura lavorarci senza poter provarle, però insomma è stato un bel lavoro. Qui con noi c'è anche Eva Novello, che ha in qualche maniera già letto e chissà magari anche testato qualcuna di queste ricette. Sono alla portata di tutti? Sì, soprattutto alle persone che come me non sono capaci di cucinare, quindi mi sto cimentando. Non sarà un percorso facile, ma insomma si inizia così. Con queste indicazioni chiare e semplici, tutti possono fare un buon frico a casa? Esatto. L'importante è avere un buon libro con delle belle ricette e soprattutto il materiale giusto. E tanta fame che non guasta mai. Andiamo allora da Stefano Lentini. Ciao Stefano. Allora, la tua ricetta preferita tra quelle inserite nel libro? Da goloso di dolci direi che le S di Raveo sono state per me le preferite. Quindi la prima da preparare? La prima. Da testare a casa? Per me sicuramente. Andiamo da questa parte, raggiungiamo anche David. Ciao David Fontana, anche lui ha lavorato a questo libro. Allora, tu in che cosa ti cimenterai dopo aver tanto lavorato? Insomma, è arrivato il momento di mettere le mani in pasta. Allora, la scelta è ardua, però io andrò sul classico e mi fionderò sulla gubana, che è in assoluto il mio dolce preferito. Forse anche quello un po' più complicato, comunque più lungo da realizzare. Sì, sicuramente, però poi che soddisfazione, quindi voglio provarci. Insomma, questo è l'effetto Messede che si tacca, l'effetto Tiziana Bellini qui nell'ufficio dei grafici. Grazie a tutti, perché se oggi abbiamo in mano questo libro è grazie a voi. Grazie a voi. E allora Tiziana, tanto lavoro, ci sembrava giusto insomma sentire anche la voce di chi ci ha lavorato insomma per diversi giorni per arrivare appunto a questo libro. È così, perché poi sfogliandolo ti viene voglia subito di provare qualcosa. Poi ovviamente i gusti sono gusti, ognuno preferisce una ricetta. Mai avrei pensato che si partisse dalla gubana. Io personalmente l'ho sempre visto come un qualcosa di particolarmente complicato da realizzare. Sì,
Sembra. Sembra. È solo un po' lunghetto perché ci sono le fasi di lievitazione. In realtà seguendo così riga per riga vedrai che ti esce perfetta. Quante cose da scoprire allora con questo libro. Torno da Fabrizio Cicero, abbiamo parlato insomma sin dall'inizio di questa attenzione insomma per il territorio, per i produttori del territorio, i prodotti del territorio. C'è un concetto al quale si accennava prima, che è quello della responsabilità sociale d'azienda, no? Di questa attenzione per il territorio al quale si vuole in qualche maniera restituire, no, qualcosa. Sì, si vuole ringraziare il territorio per quello che ci ha dato, per quello che ci sta dando, cercando di valorizzare le imprese, le aziende, i prodotti, i produttori di questo territorio, e lo facciamo costantemente in qualsiasi tipo di attività. Non perdiamo mai l'occasione per ricordare dove lavoriamo, dove siamo, chi siamo e da dove arriviamo, e devo dire che i risultati ci sono, sicuramente riusciamo a raccontarlo nel migliore dei modi. Poi adesso con i social, con tutti gli strumenti che abbiamo, diventa anche c'è una risonanza molto importante che esce dai confini della nostra regione e ci permette di far conoscere questo Friuli, no? Che è a est di Venezia, come dicevamo prima, per cercare di farlo rientrare nel centro dell'Europa a questo punto. Sono tante le iniziative che la vostra azienda porta avanti, rispetto alle quali chiede anche l'attenzione, no? La solidarietà dei consumatori, questo per sostenere dei progetti da diversi punti di vista, sociale, sanitario, che vanno poi proprio a beneficio, no, del territorio. Sì, dicevo prima, la nostra grande fortuna è di essere presenti in modo veramente capillare in questa regione e di poter coinvolgere i nostri clienti nelle nostre iniziative. Noi facciamo due grandi iniziative l'anno, una legata alla Giornata Internazionale della Donna e l'altra è legata alla festività del Natale, e in entrambe le occasioni sposiamo un progetto di solidarietà con alcune associazioni del territorio, e cerchiamo di aiutare chi ne ha bisogno, perché sono convinto che sempre di più il pubblico e il privato devono andare a braccetto, devono aiutarsi, e devo dire che i risultati sono eccezionali. Noi ogni volta restiamo sorpresi e meravigliati di come i nostri clienti, anche in momenti difficili e complicati come questo, perché di sicuro stiamo cercando di uscire da un'epidemia, abbiamo altri problemi adesso, però devo dire che i clienti del Friuli non dimenticano chi ha bisogno, e ogni volta che c'è bisogno di aiutare aiutano, e noi riusciamo a meravigliarci ogni volta e a ringraziare ancora di più i nostri clienti, perché veramente riescono a fare cose eccezionali. E questo insomma andava sottolineato, e allora ecco un po' anche lo spirito che sta dietro a questo libro, questa attenzione per il territorio. Penso insomma che ognuno di noi abbia fatto i conti a suo modo per il ruolo che ha, per il lavoro che fa con gli effetti di questa pandemia. Adesso ci troviamo in un contesto insomma internazionale particolarmente delicato, particolarmente complicato. È importante soprattutto in questi momenti ritrovarsi, e allora, senza voler dimenticare tutte le difficoltà del momento, ci piace anche insomma che ogni tanto ci sia un momento di leggerezza, un'occasione per sorridere, e noi sappiamo che cosa la tavola rappresenti in generale per gli italiani, in particolare per i friulani, che attorno alla tavola ritrovano dei momenti di serenità, di condivisione, di convivialità. Insomma, sarebbe bello mettersi insieme non solo a tavola nel momento in cui si mangia, ma anche un attimino prima, per preparare appunto qualche ricetta insieme. Giusto, Tiziana? Che messaggio vuoi lanciare? Allora, siamo quasi in conclusione di trasmissione a chi ci sta seguendo. Quando compriamo un libro di ricette, prima di aprirlo abbiamo sempre il terrore che sia difficilissimo. In realtà ho voluto inserire anche qualche ricetta da fare a quattro mani, con manine piccoline, con i bambini, e per divertirsi anche, non so, la domenica, anziché uscire e andare magari girando un po' a vuoto, anche divertirsi in cucina con i bambini, fargli mettere le mani in pasta, ritrovare appunto l'unità della famiglia, il calore familiare, il modo di passare le nostre tradizioni.
E questo è un altro aspetto particolarmente interessante, vedere le tavole infarinate è sempre molto bello, si pasticcia un po', si sporca un po', ma appunto il piacere poi di mangiare tutti insieme quello che si è preparato con le nostre mani è sicuramente qualcosa di impagabile. Allora io ringrazio moltissimo i produttori che sono stati qui questa sera per essere presenti, per quello che ci hanno raccontato e naturalmente per aver creduto in questo progetto. E allora un ringraziamento a Dario Ermacora, Paolo Valle, Marco Zorzettig, Giuliano Cozzarolo, Alessio Zorzettig per essere stati qui con noi questa sera, per averci raccontato di questa sinergia del territorio, per averci fatto capire che davvero sono ambasciatori di questo territorio, del suo patrimonio, non solo per quanto riguarda l'enogastronomia ma più in generale. Un ringraziamento poi anche a Marco Gaspari della libreria Gaspari Einaudi di Udine, e ricordiamo anche le altre librerie, la Feltrinelli, la Friuli, la Moderna Udinese e la Tarantola, dove in città Udine è appunto possibile trovare questo libro, presente anche nelle edicole, nei punti vendita Despar che aderiscono a questa iniziativa. Un ringraziamento particolare anche a Fabrizio Cicero per essere qui con noi, per essere stato partner di questo progetto che speriamo davvero raggiunga il suo obiettivo, che è quello di promuovere, valorizzare questo territorio e i suoi prodotti, a partire da qui, dal Friuli, però insomma è un attimo varcare, no, anche i confini della regione. Grazie naturalmente a Tiziana Bellini, il libro che a questo punto è a disposizione di tutti, ma insomma non dimentichiamo anche la trasmissione Messede che si tacca, appuntamento del sabato sera alle 20:30 e insomma ti possono comunque continuare a seguire da lì, Tiziana, giusto? Certo. Grazie allora a tutti gli ospiti in studio, a voi che ci avete seguito da casa, ai tecnici in regia, grazie di cuore e alla prossima, arrivederci.